Castelfranco Veneto, però adesso un altro argomento importante che sta a cuore a tutti noi di Festival Show e di Radio Birichina e Radio Belle Monella, vale a dire la città della speranza. Io direi di accogliere con un grande applauso quello che abbiamo già nominato più volte nel corso della serata, lo sentiamo tutti i giorni alla radio, è il fondatore, il patron di Radio Birichina, nonché l'ideatore di questa manifestazione, Roberto Zanella. Buonasera a tutti, grazie. Parliamo troppo, vero? D'altra parte la serata è intensissima, Roberto, abbiamo tante cose. Abbiamo troppi appuntamenti. Io sono qua per parlarvi di una cosa importante per me e spero anche per voi e per i nostri figli soprattutto. La città della speranza da molti anni ormai impone tutto il proprio lavoro e lo consuma tutto soltanto nella ricerca. A Padova stiamo costruendo una torre mega galattica che impegna 25 milioni di euro di costo per realizzarla. Abbiamo forse 1 milione o 2, ma abbiamo tanta speranza perché vogliamo debellare qualsiasi patologia che possa colpire i nostri figli e non vogliamo più che l'ospedale sia così pieno, per cui vi chiediamo la vostra sensibilità. Ho con me Andrea che da tanti anni si sta curando presso il centro di Padova, sta lottando, e se Andrea è qua in mezzo a noi è proprio perché i medici stanno facendo di tutto per dare serenità e gioia a questo bambino che possa giocare con i suoi amici. Grazie per quello che fate. Do la parola adesso alla mia collega Mara Peroni, che è responsabile provinciale di Treviso, vero? E non solo. Buonasera a tutti, ciao Castelfranco. Io ogni anno ripeto le stesse cose, grazie al Festival Show, grazie al Comune di Castelfranco, all'Ascom, a tutti gli sponsor, anche perché ribadisco ancora una volta, è l'unica manifestazione a livello nazionale che abbina lo spettacolo a questa grande opera di solidarietà. L'ingresso è gratuito e tutto quello che voi date va in Città della Speranza. Io qui con me ho Andrea, stiamo costruendo questa torre meravigliosa, io qui ho Andrea che la sua forza e il suo coraggio dovrebbe bastare per far sì che noi continuiamo ad alimentare questa speranza. Grazie a tutti, vi passo Andrea per il saluto, grazie Castelfranco. Ciao a mio sindaco Maria Gomeago, grazie a tutti voi, grazie Roberto Zanella. Grazie ancora. Date quello che potete, lo spettacolo è gratuito, se potete dateci qualcosa, grazie ancora. L'anno scorso, sommando tutto il ricavato nelle piazze di Festival Show, siamo riusciti a donare oltre 54.000 euro alla Città della Speranza e Castelfranco era in testa a questa bellissima classifica. Siamo convinti che quest'anno supereremo senz'altro il dato dell'anno scorso. 10 anni supereremo i 300.000 euro, grazie a Castelfranco e a tutto il pubblico del Festival Show nelle varie tappe. Grazie anche al gruppo di volontari di Roberto Zanella che seguono tappa dopo tappa il Festival Show. Grazie. Io prego i volontari di passare anche... Abbiamo tantissima gente seduta sotto le mura, proprio sui giardini, perché ho visto illuminato quella parte lì, quella porzione di piazza, quindi magari possono passare anche di là. Bene, grazie, lo spettacolo continua.